quest'anno si passa dal freddo al caldo con le viti che soffrono o no? Sì, questo è un grande problema che ormai non è ciclico in termini decennali, ma ogni anno si verificano delle difformità rispetto all'anno precedente, quindi bisogna essere sempre tecnicamente a posto. Questo trittico vuole anche essere questo, un'analisi tecnica rispetto alle difficoltà del settore e poi trovare ovviamente le indicazioni giuste per uscirne ed rimanere competitivi e leader come lo siamo ormai da anni. E questo è quello che deve fare Veneto Agricoltura? Sì, Veneto Agricoltura dovrà fare proprio questo, fare ricerca e innovazione, trasferimento dell'innovazione e delle esperienze maturate sul campo sull'impresa agricola, e credo che sia un ruolo fondamentale, perché oggi senza ricerca non si va da nessuna parte, quindi Veneto Agricoltura avrà sicuramente questo grande compito. Ecco, la vitivinicoltura però è trainante, quindi da questo punto di vista certo la Regione ha un'attenzione particolare. Sì, si conferma il 2012 rispetto al 2011 con un più 13% di esportazione. Questo ci fa ben sperare anche per il 2013, perché le produzioni venete sono di primissima qualità. Abbiamo raggiunto il 31% di mercato dell'export del vino italiano, questo è importante. 2013-2014 invece saranno 2 anni di politica aggressiva che farà la Regione per riuscire a livello internazionale di acquisire quote di mercato che possono ancora essere interessanti per l'esportazione del vino veneto. Penso quindi ovviamente tutto alla partita dell'incoming, che ci saranno centinaia di persone che arriveranno in Veneto per visitare le nostre aziende, visitare le nostre produzioni, e poi invece un accordo con la Fondazione Italia Cina per essere presenti in quel continente con una programmazione pluriennale, e quindi aprire dei varchi su un continente che comunque è sempre più vitale e che avrà sicuramente bisogno anche delle produzioni venete. Che cosa sta preparando la ricerca di Veneto Agricoltura sul settore vitivinicolo? In questo caso parleremo del progetto di selezione clonale in atto. Non spaventiamoci, selezione clonale non sono cloni biotecnologici, ma semplicemente, potendo la vita essere moltiplicata per talea, quindi da una singola pianta, quando si vedono delle caratteristiche positive o diverse in una vite, viene moltiplicata dalla stessa pianta, quindi uguale al genitore, si chiama clone, ma è una cosa completamente naturale. Abbiamo fatto un grosso lavoro, è cominciato nel 2008, adesso di 12 varietà abbiamo selezionato tipo 77 aspiranti cloni. Dal punto di vista sanitario, perché sanitario? Perché il vigneto impiantato dura di più e con caratteristiche che si spiegano migliorative. Una delle più diciamo macroscopiche è quella di avere per esempio i grappoli, i cosiddetti spargoli, cioè con gli acini separati uno dall'altro. Questo perché resiste a malattie del grappolo molto meglio e quindi salubrità del prodotto. Lo stato della vita quest'anno? Allora, lo stato del vigneto è stato sicuramente forse un po' compromesso dalle situazioni di peronospora, di piovosità importante del maggio di quest'anno, ma i nostri viticoltori, devo dire con orgoglio, hanno saputo contenere l'evoluzione della peronospora, e quindi vedo un vigneto in forma, vedo un vigneto che si presenta bene fino a questo momento, con dei danni veramente contenuti dalla malattia. Comunque. Allora si va alla vendemmia con i bianchi più o meno all'inizio di settembre, quindi con un leggero ritardo. Sì, bianchi inizio settembre. Devo dire che i nostri viticoltori possono stare tranquilli, credo, nel mese di agosto. Forse qualche Pinot inizierà la raccolta l'ultima decade di agosto, ma la vendemmia partirà a settembre in maniera anche abbastanza omogenea in tutta la regione, e direi che i bianchi inizieranno a settembre. Termineremo quando con i rossi? Penso a ottobre, termineremo a ottobre nella seconda decada di ottobre. Ecco, possiamo dire 2 parole sulla qualità? Qualità un po' presto perché abbiamo visto anche l'anno scorso, siamo freschi dall'agosto dell'anno scorso, che nessuno si attendeva 40-50 giorni di sole e di assenza di precipitazioni. Comunque sta portando avanti bene la fioritura è avvenuta in 1 o 2 settimane in condizioni climatiche ottimali, e speriamo bene, ma sicuramente sarà una buona annata.